tocco e mi libero, ok? La mano non mandatela in altre direzioni, ok? Verso la sua faccia, comunque cerchiamo sempre di simulare situazioni di difesa personale, ok? Calmo. Tutta la zona della faccia, ok? Dall'orecchio giù verso il collo, verso il punto, in questo triangolo è ricca di punti di pressione, ok? I punti di pressione in questa zona qua fanno vari effetti. Uno è quello di staccare la forza del collo, ok? Specie per chi le prime volte le facciamo sempre provare. Questo è un punto di pressione, si chiama nervo mintoniano, nervo mentale, come volete chiamarlo non importa, dove c'è una piccola avvallamento, una piccola forza, sentite? Ok? Potete prendere la fine del labbro e andare un po' giù, non sull'osso ma leggermente sopra. Ok? Questo punto qua stacca la forza muscolare in questo lato qua. Ok? Provate un attimo, poi andiamo velocemente avanti. Se lui tiene duro, non si fa girare il collo, ok? Lui è grosso, ok? Grosso, diciamo. Non ce la faccio, ok? Se uso i punti di pressione, stacco la forza del collo, ok? Per staccarlo c'è solo un angolo di direzione, 45 gradi verso il basso, verso la clavicola, verso la colonna vertebrale, ok? Quindi duro, forza contro forza, è più forte di me, vince lui, ok? Stacchiamo l'impulso elettrico, dai, prova, o per colpo, ok? Fate attenzione con il colpo che qualcuno si alza dalla testa, non è un problema, lo gestiamo subito. Provate piano, definitivamente. L'idea è quella di non colpire forte, ok? Posso colpire il punto di pressione alla massima potenza se voglio, però non siamo qua per farci male. Quindi cercate colpi leggeri, piccole sensazioni e basta lì. Abbiamo un po' più su oggi, però non cominciate a pressare. Okay? Da qua mi libero, vado la mano verso la faccia, voglio che fate questo movimento qua, ok? Non vado a colpire, vado a passare le mie nocche sul nervo mentale come a togliere via un pezzo di ghiaccio, ok? Molto leggermente, siete qua, libero, boom, verso giù. Provate. Ok?